Caro Giovanni, sei stato per noi gioia, lacrime e dolori. La nostra storia parte da quel maledetto aprile 2018, era un Fiorentina-Napoli. Tripletta Simeone e addio sogni di gloria per quello che secondo me è stato il Napoli che meritava più di tutti di cucirsi lo scudetto sul petto. Ti ho odiato davvero tanto quel giorno mentre piangevo disperato. Nel 2022 però sei arrivato a Napoli. Benvenuto a Napoli. La mia prima frase appena in TV hanno annunciato il tuo acquisto è stata: Simeo, è un debito, dire che le fa. Non dimenticheremo mai i tuoi gol, la tua voglia di lottare su ogni pallone, le tue esultanze vere, passionali. Ci siamo aiutati a vicenda nella realizzazione dei nostri sogni. Tu con il primo gol in Champions, come sognavi da bambino, e noi, dopo 33 anni abbiamo realizzato il nostro più grande sogno, diventare campioni d'Italia. L'abbiamo fatto anche grazie a te, perché per chi crede nel destino, come me, non può non pensare che i gol che hanno sbloccato partite che avrebbero potuto cambiare il corso degli eventi, come quelli di San Siro contro il Milan o in casa contro la Roma, non potevano che portare la tua firma. Tra napoletani e argentini si sa, c'è un legame profondo, superiore, quasi mistico. Era una cosa unica, ora che sono qua e ho capito e ho cominciato a sentire la passione che hanno per il Napoli. C'è un filo invisibile che lega le nostre terre e poi c'è Diego. Grazie per aver chiuso il cerchio, Ciolito. Sarai per sempre uno di noi e Napoli sarà per sempre casa tua.